Ci troviamo a San Daniele del Friuli alla Marchetti Art Gallery per parlare di una mostra di dipinti di un'autrice che è qui con noi. Lei è Katiuscia Mirabelli, che presenta l'Imen, la sua rassegna che è in corso di svolgimento per tutto il mese di luglio. È stata recentemente inaugurata e presenta circa una ventina di opere. Katiuscia, innanzitutto io vorrei parlare della scelta di questo titolo molto particolare. Che cosa significa? Allora, l'Imen è una parola latina, viene usata parecchio in letteratura, non è stata una mia idea ma della gallerista che mi ospita. Significa soglia, passaggio, un momento di introspezione, di ricerca anche interiore tra quello che si è stato e quello che si diventerà, forse il momento che si sta vivendo, questo. E questo titolo vuole un po' rappresentare quelle che sono le opere che tu porti qui in mostra, quindi una sorta di viaggio introspettivo. Sì, certamente nel mio caso per me dipingere o disegnare è un momento molto importante dove non ci sono, ma ci sono, nel senso dove mi ritrovo. E possono passare ore senza che io me ne renda conto. Questa cosa è bellissima perché mi dimentico proprio anche di avere un corpo. Questo serve anche attraverso i segni, le ombre, le luci a un attimino un po' raccogliermi. Diciamo, Katiuscia, che c'è molta espressività, molta naturalezza nella tua arte, ma bisogna dire che c'è anche tanto studio. Tu per arrivare a questo livello e raggiungere anche questi risultati hai studiato molto, hai lavorato molto. Sì, e non ho ancora finito, ovviamente, non si è mai arrivati. Ho iniziato circa 25 anni fa e per un'esigenza proprio mia personale di potermi esprimere in qualche maniera, anche se questa predisposizione l'ho sempre avuta fin da bimba. Non l'ho sviluppata fino a quasi ai 30 anni, quasi, quando dovevo assolutamente iniziare a imparare a dire qualcosa in qualche maniera, quindi ho usato questo mezzo che è l'arte. Ho iniziato a studiare presso un bravissimo artista, pittore che si chiama Carlo Aletti, che saluto con molto affetto, che mi ha seguita per un po' di anni. E dopodiché ho fatto un po' da sola, ho cambiato vita, insomma la vita va così, ci sono vari passaggi. E negli ultimi 5 anni, diciamo, ho avuto la fortuna di conoscere il maestro e artista Paolo Clavora, e mi ha fatto studiare parecchio anatomia umana, nel senso come disegnare le ossa, i muscoli, le luci, le ombre. E lì finalmente sono riuscita a esprimermi veramente. Siamo in compagnia di Daniela Marchetti, che è la titolare di Marchetti Art Gallery qui a San Daniele del Friuli, che ospita la rassegna di Katiuscia Mirabelli l'Imen. Da quanti anni è aperta questa galleria? Il mio sogno ha iniziato nel 2021 e alla fine del 2021 è uscito primo il numero della rivista, perché prima è stata rivista Marchetti Art Gallery, erano 2 progetti collegati, e subito dopo nel 2022 è aperta anche galleria, no? Per quanto riguarda la mostra l'Imen, che cosa ti ha colpito? Conosco da poco l'artista. Dal primo momento, quando lei mi ha inviato 2 o 3 immagini con i suoi quadri, ho sentito un desiderio profondo che voglio fare subito una mostra, e gli ho scritto in quella sera: vedo come trovo spazio, perché sento che se non faccio adesso non faccio mai. E lei è stata d'accordo.